Settima e conclusiva, un confronto per 4 anni che non hanno vinto 4.000 euro in carriera. Si va in partenza l'1 Germania, Giorgio Cassani, 2 Giorgio Artan Alilai, 3 Giorgia Bourbon, Giuseppe De Filippis, 4 Gigli, Daniele Quarnetti, 5 Gorgius George, Mattia Spanò, 6 Guinness Store, Francesco Verzì, 7 Glacial Storm, Vie, Andrea Vitagliano, 8 Gina Matley, Davide Angeletti, 9 Gold Star Kampf, Roberto Faticoni, 10 Giovi DB, Nicola Salacone, 11 Grezzar del Vento, Roberto Vecchione, 12 Gold Deluxe, Sandro Miraglia. Problemi per Guinness Store. Sono partiti con la velocità da parte di Gorgius George che prende la testa nei confronti di Germania, poi Jojo, quindi Glacial Storm, Vie, di fuori è rimasta Giorgia Bourbon, poi Gigli, galoppa Giorgia Bourbon sulla prima curva, così al comando liberamente c'è Gorgius George che rallenta, fatto numero 3 Giorgia Bourbon squalificato, del Vento. Numero 10 Giovi DB squalificato sulla testa della corsa, parziale di Grezzar del Vento che prova ad andare a chiedere strada a Gorgius George, 400 iniziali in 31,1 con Gorgius George al comando e Grezzar del Vento che attacca al suo esterno, poi Germania, quindi Jojo, ancora Glacial Storm, Vie al completamento dei 600 metri iniziali passati in 46,5, insiste con decisione Grezzar del Vento che passa nei confronti di Gorgius George ed è al comando a un giro dalla conclusione, la mossa da parte di Glacial Storm Vie che punta in avanti dopo 800 metri in 1,1,2. Sposta Gorgius George dalla seconda posizione alla corda per ritornare all'esterno di Grezzar del Vento. A contatto rimane Germania in corda avanti a Jojo, poi Glacial Storm Vie, il chilometro della testa in 1,16,9 e Grezzar del Vento al comando. Al suo esterno c'è Gorgius George, poi Germania, quindi Jojo, ancora Glacial Storm Vie, quindi Gina Matley. Siamo a 400 dalla conclusione con Gorgius George che insiste all'esterno di Grezzar del Vento, 14,7 là, 1,31,6 tre quarti di miglio, si libera dalla corda anche Germania che viene a fare l'arrivo, è battuto Grezzar del Vento, Gorgius George è in vantaggio, Germania che prova ad avvicinarsi, poi ancora Jojo e Glacial Storm Vie in vantaggio Gorgius George nei confronti di Germania che infila l'open stretch, Gorgius George è in vantaggio, Gorgius George su Germania, Gorgius George vince nei confronti di Germania, al terzo finisce Jojo, 1,16, la vittoria di Gorgius George, Mattia Spanò che guida per Nicola Merola i colori di Mario De Cristoforo, vince il figlio di Nada Sheba e No Weibi che corre molto bene, si difende nel finale anche dall'estremo tentativo da parte di Germania. Al terzo Jojo 5-1-2 in numeri, il probabile arrivo della settima dal Savio.